Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Fraci74. Oggi prepariamo insieme i bianchini sardi. I bianchini sono dei dolci tipici sardi che si preparano in modo semplice con pochissimi ingredienti. Ci vuole l'albume d'uovo, lo zucchero, la scorza di limone e un po' di mandorle tostate, naturalmente sarde. In tutto il resto d'Italia vengono chiamati meringue, sono buonissimi, almeno io li trovo buonissimi e si possono veramente preparare in pochissimo tempo e danno un sacco di soddisfazione e in prossimità della Pasqua sono l'ideale. Ma ora vediamo gli ingredienti. Prima di vedere gli ingredienti però volevo ricordarvi, se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e attivate la campanella di notifica. Venitemi anche a trovare sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Ora vediamo gli ingredienti. 380 g di zucchero, 4 albumi, la scorza di un limone biologico, dei zuccherini colorati e delle mandorle tostate. Allora, prima di iniziare a preparare i bianchini dobbiamo preriscaldare il forno a 120 gradi in modalità statica. Allora, adesso prendiamo le uova e separiamo gli albumi dai tuorli. Quindi in una ciotola mettiamo gli albumi e nell'altra i tuorli. È fondamentale quando si preparano i bianchini, le uova devono essere a temperatura ambiente. Una volta che abbiamo separato gli albumi dai tuorli, possiamo mettere gli albumi direttamente nella ciotola della planetaria. Ora cominciamo a montare un pochino gli albumi. Ok. Quando abbiamo iniziato un attimino a montare gli albumi, dopo circa un minutino, possiamo iniziare a mettere piano piano lo zucchero. Cioè metteremo lo zucchero a più riprese, non tutto insieme. E aumentiamo anche la velocità della planetaria. Ok, ho montato gli albumi per circa 7-8 minuti. Mi raccomando, devono essere montati a neve ben ferma. Mi raccomando, se dopo che avete montato vi sembra che non sia abbastanza montato, ricominciate. Ok, una volta che abbiamo montato gli albumi, grattugiamo il limone. Quindi raccogliamo la scorza in una ciotolina. Trasferiamo quindi la scorza del limone direttamente nella ciotola dove abbiamo montato gli albumi e lo zucchero. E incorporiamo la scorza delicatamente all'albume. Ok, adesso io ho preso una sac à poche usa e getta, ho inserito un beccuccio piuttosto largo a stella così. E poi mi sto aiutando con un boccale per mettere poi l'albume direttamente nella sac à poche.
Ok, io ho preparato una teglia, l'ho ricoperta di carta da forno. A questo punto con la sac à poche cominciamo a fare i bianchini. Quindi facciamo una base, ci adagiamo qualche mandorla tostata, così, e poi facciamo il secondo, così, e procediamo con tutti gli altri. Ok, ho terminato di comporre i miei bianchini, adesso li decoro. Adesso andiamo con un po' di colore. Siamo pronti ad infornare i nostri bianchini ad una temperatura di 120 gradi, modalità statica, per 1 ora e 20 minuti. Allora, una volta terminata la cottura, che è durata 1 ora e 20, ho spento il forno e ho lasciato ancora i bianchini dentro il forno una ventina di minuti. Li ho tolti e li ho lasciati raffreddare ed eccoli qua. Questi sono i bianchini. Vorrei farveli vedere dentro. Allora, sono leggermente, ecco qua. Ecco qua come si presentano dentro. Proviamo anche ad assaggiarli. Veramente deliziosi. Vedete? Risultano leggermente morbidi dentro, croccanti fuori e morbidi dentro. Questa secondo me è la cottura ideale. Allora, quindi se volete rifare questa ricetta e se vi è piaciuto questo video, fate un bel like, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella di notifica così non perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sul sito che è www.lericette74.com e anche sui miei social Facebook, Instagram e Twitter. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo video, rimanete a casa e cucinate i buonissimi bianchini. Ciao!